Buongiorno a tutti, sono Giuseppe Boatto di Agrifondo Veneto e Friuli Venezia Giulia e questo è Esperti in Campo. Nella puntata di oggi, in cui come potete vedere abbiamo i vigneti, la natura che riprende il ciclo vegetativo, ci troviamo con Odino Bin per parlare della manutenzione degli atomizzatori, una pratica molto importante e anzi che è fondamentale nel rispetto delle buone pratiche agricole, vero Odino? Ecco, prima di entrare nell'argomento ricordo la differenza tra manutenzione e taratura dell'atomizzatore. La manutenzione è quella che va fatta ogni anno dall'azienda agricola, mentre la taratura è un certificato obbligatorio che ha una scadenza. Per quelli che la faranno a partire da quest'anno, la scadenza non sarà più quinquennale per le aziende agricole, ma sarà triennale, quindi attenzione, dal 2021 la taratura avrà durata di 3 anni. Invece per le aziende dei terzisti, diciamo conto terzi, è di 2 anni. Ecco, questa è una cosa molto importante. Bene, detto questo, possiamo iniziare nel succo della nostra giornata. Odino, abbiamo qui 3 atomizzatori con una storia diversa, ognuno per una macchina. Parlaci un po' di questa evoluzione. Allora, alle mie spalle troviamo il classico tangenziale che fa una distribuzione con il supporto dell'aria e crea un ventaglio di 180 gradi che va a colpire le pareti a destra e a sinistra. È una macchina che ha fatto la sua storia, oggi è presente nelle aziende più contenute perché ha dei difetti di distribuzione, disperde parecchio prodotto. Siamo qui con Carlo Feletto che ci racconta un po' le operazioni che vengono fatte in questo periodo. Allora, io normalmente le operazioni le faccio a fine campagna, quelle più importanti, quindi a fine campagna so benissimo se ho preso qualche urto negli atomizzatori, se ho qualche ugello o qualche tubo che magari si sta rompendo e di conseguenza intervengo e apporto. Non solo, se ho delle particolarità molto più gravi da sistemare nell'atomizzatore, ho tutta l'invernata per procedere con assoluta tranquillità e non arrivare al momento dell'utilizzo, che sarà penso tra qua una settimana, 10 giorni, a trovarmi ancora con l'atomizzatore da sistemare, da rivedere. Quindi in questo momento io applico il trattore all'atomizzatore e faccio le mie prove con dell'acqua assolutamente normale, che quindi lavoro anche in piena assoluta sicurezza, e controllo che i lavori fatti nell'invernata siano stati adeguati e la macchina funzioni correttamente. Quindi vado a controllare che ci sia il livello dell'olio all'interno della pompa, che gli ugelli siano effettivamente puliti, che ci sia il ventaglio adeguato per quello che è la macchina, che tutto giri correttamente in questa tipologia di macchina qua, che è molto semplice tutto sommato. Passiamo quindi alla seconda macchina, che è l'evoluzione di questa e che noi chiamiamo comunemente torretta, nella quale vediamo che il flusso d'aria viene convogliato attraverso questi cofoni per avere una distribuzione che sia pressoché parallela alla massa vegetativa che avremo qui in futuro. Di solito in questa tipologia di macchina, Carlo, si montano ugelli antideriva che hanno la caratteristica di non portare il prodotto troppo lontano, ma di far scoppiare la bollicina per far sì che la deriva sia molto assolutamente contenuta. E qui invece abbiamo una macchina molto più evoluta, rappresenta un po' tutte le macchine a recupero, attraverso le quali il prodotto viene distribuito all'interno di 2 pannelli, quindi il filare si trova in mezzo e questa permette il recupero di tutta quella deriva che diversamente andrebbe dispersa, che ritorna all'interno del serbatoio. Ricordo, avendo visto questa rassegna di 3 macchine, poi ce ne sarebbero anche altre per carità, che se noi poniamo all'interno di questi 3 serbatoi ad esempio 15 ettolitri di acqua prendiamo il rame, un prodotto più comune, con 5 kg di rame, con la prima macchina che abbiamo descritto andiamo a metà campagna a fare un trattamento su 2 ettari di vigneto, con la seconda la stessa dose, lo stesso prodotto riusciamo a trattare ugualmente 3 ettari, qui invece arriviamo almeno a 4 ettari di superficie, quindi significa che c'è stato un risparmio, Carlo, credo importante, e oggi queste macchine le troviamo diffuse
nelle medie aziende, nelle grandi aziende, tra i contoterzisti, ma anche le aziende più contenute possono contare su queste macchine, assolutamente. Allora, queste macchine hanno una manutenzione un po' più complicata e seria da fare, no? Ci sono degli organi di movimento sia nell'apertura sia nei movimenti che fanno di gioco per impedire magari degli urti nelle paratie, che vanno lubrificati e tolte le incrostazioni che eventualmente si formano nel corso dell'anno. Queste macchine utilizzate e manutentate in una certa maniera possono essere utilizzate anche per piccole aziende, per conto mio, perché hanno un'onerosità nel momento dell'acquisto, però le si trova anche usate, quindi per conto mio anche piccole aziende possono acquistare queste macchine usate e utilizzarle per un risparmio sia economico sia ambientale, di risparmio di fitofarmaci. Ecco, tra l'altro proprio nella tua azienda l'anno scorso abbiamo sperimentato un'evoluzione dell'utilizzo di queste macchine che riguarda la velocità, la distanza di pannelli. Puoi raccontarci Assolutamente, qualcosa? vi do degli input, nel senso abbiamo analizzato quelle che erano quelli che sono stati gli ugelli, quindi sia ugelli antideriva che anche con nebulizzatori in questo caso, quindi più atomizzatori a recupero. Abbiamo individuato che comunque è sbagliato utilizzare i pannelli adiacenti alla vegetazione, bensì è utile lasciare lo spazio d'aria affinché il cono degli ugelli o dei nebulizzatori riesca a aprire e andare effettivamente a bagnare tutta la superficie. Rispetto alla velocità, Noi abbiamo fatto le prove da 6 a 8 km all'ora e un dato a 7 km all'ora secondo me riusciamo comunque a trattare in maniera ottimale. ed eravamo in piena campagna. Eravamo in piena campagna. Benissimo ragazzi, eccomi, sono ritornato anch'io tra esperti in campo. Tutte queste informazioni importantissime, vi ricordo quest'estate, Vita in Campo, ci troverete con molte macchine, molte novità, nostro ovviamente tecnico Dino, anche l'amico Carlo ci sarà, quindi seguiteci, cercateci e mettete like a questo video. Un saluto a tutti e buona campagna! Anche da parte nostra. Arrivederci.